Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Magic the Gathering 2013 e ci ritroviamo nuovamente all'interno del campo di battaglia utilizzando questo nuovo headset di cuffie nel quale ho modificato i settaggi per vedere un po' di modificare la qualità dell'audio e probabilmente sarà migliorata oppure no, me lo dovrete dire voi all'interno di un bel commento o magari all'interno di un bel voto. Innanzitutto utilizziamo sempre Magic come una sorta di base, una base per la nostra espressione per quanto riguarda quindi questi dettagli tecnici. Vediamo un po', questo è proprio il massimo che sono riuscito a fare, ho diminuito un po' di reverber all'interno della nostra qualità audio e probabilmente la qualità, anzi me lo auguro, sarà migliorata. Comunque, entriamo all'interno del nostro gameplay ragazzi, intanto ascoltate per benino la mia voce, a termine gameplay darete uno sguardo alla barra dei commenti e magari inserite la vostra opinione su questa nuova qualità audio che sono riuscito a modificare. Comunque ragazzi vi assicuro che è proprio il massimo che sono riuscito a fare. Mantra di Ashan intanto il nostro avversario ha evocato, un incantesimo, all'inizio del tuo mantenimento guadagni un punto di vita. Non è bene questa cosa ragazzi, non è bene. Intanto il nostro avversario raccoglie 6 carte in mano e 52 nel suo grimorio, ecco qua che continua ad aumentare dei punti di vita e probabilmente evocherà un mostro. Eccolo qui, vediamo un po'. Creatura, chierico e qualcosa. Chierico felino, legame vitale. Con il legame vitale, ogni qualvolta qualcosa con legame vitale infligge uno o più danni, il suo controllore guadagna altrettanti punti di vita. Ecco la nostra carta montagna, ragazzi. Vediamo un po'. Possiamo distruggere il nostro avversario nel caso ci attacchi, però vediamo intanto cosa fare. Abbiamo ben 4 carte montagna e numerosi mostri da evocare. Allora, ecco un'altra carta volare, quando la guardia entra nel campo di battaglia, praticamente questo avversario si basa molto sul potenziamento dei suoi, come possiamo dire, dei suoi punti vita, quindi utilizziamo il segno di Chandra per eliminare questo dannato mostro, perché aumenteranno davvero di molto i punti di vita, quindi diamoci un taglio. Potrebbe essere uno spreco utilizzare 4 punti di danno contro quel mostro, però è necessario per non far arrivare la vita del nostro avversario alle stelle. Un'altra carta montagna, possiamo evocare la Fenice di Magma, e in questo caso è più ideale perché possiamo contrastare il nostro mostro, e l'Elementale del Fuoco che lo utilizzeremo più avanti. Ok, vediamo un po' che cosa fare ragazzi, speriamo di prendere numerose carte montagna. Vediamo intanto il nostro avversario ha questo mazzo che appartiene al simbolo bianco, che cos'è? Non mi fa leggere l'effetto, esilia una creatura bersaglio, maledizione. La nostra creatura se n'è andata alle stelle. Vediamo un po' che cosa ha evocato. Serafina dell'alba, valore, volare e legame vitale. Dannazione. Si sta creando un vero e proprio esercito ragazzi. Ecco 2 punti di danno che verranno inflitti e probabilmente verranno anche, come possiamo dire, inflitti al nostro caro Sebulba. Vediamo un po'. Ecco una nuova montagna, benissimo, possiamo evocare l'ostilità ragazzi. L'ostilità è uno dei mostri più potenti che ritroviamo nel campo di battaglia. E infatti come possiamo dire, l'ostilità ha l'abilità rapidità in modo tale che può attaccare immediatamente e nel momento in cui vogliamo utilizzare una magia per infliggere del danno possiamo prevenire quel danno e mettere dei segnalini sciamano elementare 3-1, 3 di attacco 1 di difesa con rapidità per ogni punto che è stato prevenuto in questa maniera. Quando viene uccisa viene rimessa nel mazzo. Oppure possiamo evocare il Titano dell'Inferno, che ogni qualvolta il Titano dell'Inferno entra nel campo di battaglia o attacco, possiamo infliggere 3 danni suddivisi a nostra scelta. Quindi possiamo eliminare un ragazzone qui. Però io direi di evocare innanzitutto l'ostilità, perché possiamo praticamente infliggere numerosi danni. Oppure, vediamo, fatemi pensare ragazzi. Possiamo anche, sì, io direi, anzi, evochiamo il Titano dell'Inferno, ragazzi, perché possiamo distruggere questo dannato mostro. Quindi infliggiamo un danno alla creatura, a questa dannata creatura, un altro danno alla creatura e un danno al giocatore, in modo tale da prevenire il punto che riutilizzerà all'interno della prossima mano. Benissimo. Allora, vediamo un po' cosa farà. Probabilmente ci attaccherà e infliggerà un po' di danni al nostro caro Sebulba perché non possiamo bloccarlo, ma neanche con l'altra carta potevamo. Quindi 6 punti di attacco, ragazzi, gli faremo molto male se non ci distruggerà il mostro. Cos'è? Legame vitale, creatura monaco umano. Fintanto che hai 30 punti di vita in più, guadagna 5, 5. Maledizione. Ed ha evocato anche un altro artefatto. Quando l'errante pacifico entra nel campo di battaglia, guadagni 3 punti di vita. Dannazione. Ecco il prossimo attacco. Dobbiamo prendere una bella carta per fare piazza pulita, ragazzi. Dannazione. Abbiamo ben 6 carte montagna circa.
Allora, vediamo un po', possiamo evocare la nostra ostilità, oppure utilizzare l'effetto del nostro titano, però non è necessario finora, quindi utilizziamo la nostra ostilità, ragazzi. Ci serve solo una dannata carta montagna per utilizzare il raggio del disastro, che poi vi farò vedere. Ecco qua. Vediamo un po' che cosa farà adesso il nostro ragazzone. Possiamo utilizzare nuovamente l'effetto. Allora, le creature verranno distrutte, ovviamente questo dannato che guadagnerà... Dov'è? Eccolo qui. Che potrà guadagnare numerosi punti. E ovviamente altro danno al giocatore. Ok, ciao ciao. Vediamo un po' se ci bloccherà. Probabilmente no, perché non vuole perdere i suoi mostri. Ed ecco 12 punti di danno che vengono inflitti al ragazzone. Bene, ce l'abbiamo fatta. Continuiamo così, ragazzi, molto bene. Stiamo attenti alle sue prossime mosse. Combattimento, di già. Ci attaccherà probabilmente, vediamo. E ci infliggerà 2 punti, 5 punti. Il nostro Sebulba non è così giovane da rinvigorire la sua salute come questo stronzo, però dai, ce la stiamo cavando bene. Ecco altri punti che si sta prendendo il nostro ragazzone. Allora, l'immondo di torcia che può distruggere un artefatto bersaglio. Questa è una creatura artefatto e non so se davvero possiamo distruggerlo, però possiamo provare. Eccolo qui. Vediamo. Possiamo utilizzare l'effetto. Eccolo qua, sì che possiamo farlo. Sacrifichiamo per la distruzione di questo dannato. Benissimo, e adesso attaccheremo, ragazzi. Al giocatore, ovviamente. Giocatore, giocatore e giocatore. Il danno del nostro titano. Quindi infligge 9 punti di danno più 6. Bene. Oddio, che cos'è? Distruggi una creatura attaccante bersaglio, guadagni... No, ragazzi, no, 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 no. Guadagna punti vita quanto abbiamo inflitto. Torna di nuovo a 14 punti. Un mazzo che si basa molto sulla rigenerazione dei punti vita. Credevo di aver vinto. Dannazione. Combattimento. Altri 2 punti vita che guadagna. Era ottima questa carta. Era ottima. L'avrà pescata adesso quella merda di carta. Dannazione. 17 punti nuovamente. Vediamo. Oh, finalmente, che si è fatta la grazia del cielo. Raggio del disastro. Come costo addizionale per lanciare dobbiamo mostrare una carta. Infligge X danni a ogni creatura controllata dagli avversari, dove X è il costo indicato dal nostro mana. Quindi possiamo utilizzarla per infliggere 4 danni a questa dannata creatura. Però io direi ancora adesso un po' di aspettare con calma. Evochiamo intanto l'elementale del fuoco in modo tale da raddoppiare il danno da effettuare. Innanzitutto utilizziamo la nostra carta per infliggere danno, perché dobbiamo a questi avversari continuamente infliggere del danno, perché altrimenti la loro salute ringiovanirà in maniera proprio incontrollabile. Bene, vediamo un po' cosa farà. Fase principale. Ecco qua, come mi aspettavo. Volare e legame vitale. Adesso attiviamo il raggio del disastro e ci facciamo una bella piazza pulita, ragazzi. Allora, probabilmente ci attaccherà. Altri 2 punti subiti a carico dei nostri uomini. Eccoci qui. Bene. 14 punti. Vediamo che cosa abbiamo pescato. Un'altra carta montagna. Allora, raggio del disastro. Ah, dannazione, non era quella carta che raddoppiava. Hanno lo stesso simbolo. Cioè lo stesso simbolo, la stessa consistenza. Però non possiamo... non raddoppierà. Quindi utilizziamo il raggio del disastro per infliggere danno pari a 4. Ecco qui, facciamo vedere la nostra carta. Eccoci qua. Ciao ciao. Allora, adesso possiamo attaccare tranquillamente al nostro avversario. 11 punti di danno. Possono essere soddisfacenti. Ecco il primo ed ecco il secondo. Molto, ma molto bene. Diamo un'occhiata. Vediamo, ha terminato il suo turno, bene, ma probabilmente avrà qualcosa di importante. GG, già buona partita come possiamo dire, ci afferma. Comunque una bella Fenice di Chandra può fare il suo gioco. Allora, e probabilmente evocheremo anche il nostro elementale del fuoco. Ottimo. Non so se è una tattica, ragazzi, quindi attaccheremo per prima con la nostra Fenice. Non si sa mai. E poi con tutto il resto. Vediamo. Ok. Non ha nulla il ragazzone, era solo un semplice saluto. Benissimo, abbiamo ridotto al nostro amico -9 un mazzo abbastanza particolare che si basava semplicemente sulla rigenerazione dei punti di vita, un nuovo mazzo che abbiamo incontrato, abbiamo vinto inoltre una nuova carta. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate su questa nuova qualità audio. Se così non va bene, ovvero sentite qualche altro ronzio, qualche imperfezione, torneremo alle vecchie e care cuffie. Ok, spero che il video vi sia piaciuto, votate e commentate. Ciao a tutti!